Buonasera a tutti, BCTV, itte nova già le oie di Ebatordi che domenica dei capitani della missa e 20 Kimbe. Bene, se caponimo a scommentos, un attimo, ecco qua, ci due, già salutato, buongiorno a tutti. Incominciamo a solita maniera, dando una cratedda come si presenta toglie Zaida, si presenta De Goi. Ecco qua, abbiamo questa nube striata di Goi particolare, che sono cucuzzate Zaida, anzi chi l'hanno già cucuzzata e a restare cucuzzata, penso, per diverse ore già. E poi lui dice adesso sarà Vallo, ecco, questa è un'altra sta pure a corso. Idemo su Saravalle Canonara, infatti calcolato tutto lì, e scaricato in un pacco da Saldec in poi, perché praticamente non ha pacco, però poi torna a cucuzzare verso già una. 29 gradi, temperatura massima, 18 gradi, temperatura minima. Crasa, sole preno tutto la die, 29 gradi, temperatura massima, 17 già minima. Bene, dammo il toccamento dei sposonzu e auguri di buona fortuna e di tutto quello che si desiderano a Nenne Pala e Mario Sanna, tanta dia di contentezza e allegria che sa de oie. Vos, che vos colore è la vita, vos colore non colore è sbagliato, colore sa vita, a voi e la famiglia, che si formende. È la stessa cosa, uguale preciso, però Elisa Cossetto, De Oruna e Giovanni Bandino, De Vizi, augurio di buona fortuna e di tutti los che voi desiderate, su che si desiderano. Ecco, augurio di buona fortuna di tutti los che desiderano a Elisa Cossetto e a Giovanni Bandino, che poi per sbaglio ho de correzione. Bene. Andiamo da innanzi, sì, abbonamento chi o centro televisione di Tacarro è stancato, vina già a su 28, su 29 tornato a berre e va bene, quindi telefonata a Fabio a Giancarlo Pornischile del Pruso. Poi il basamento che abbiamo questa scratch che sono stata la sappata in zona campo sportivo, che la scheda telefonate a Bizzi TV, eppure questa brizzichetta che va a mancamento e si è stata dimenticata in stagione sportiva e qualcuno insomma la metà remunita, qualcuno la remunita e che avete scrivi chi è su mere può la tornare e va bene il telefono sempre a Bizzi TV. Bene, andiamo sul giornale. Cominciamo subito da un evento che va tapido, che non so poi tornare anche in Atterue, versi del poeta Publio Dui di Lugula rivivono e conquistano il pubblico riunito nel Museo della Ceramica, il Museo della Nuovo, il poeta, un poeta onesto, il cui messaggio è scolpito nei calcari del Montalbo di Lula, è stato accolto dal pubblico nuorese e non solo, presente venerdì pomeriggio nel cortile del Museo della Ceramica. L'occasione è stata la presentazione del volume di Dino Manca, docente universitario di filologia e letteratura a Sassari, intitolato Già Scantone e Publio Dui. È pubblicato dai tipi della Edes all'interno della collana di filologia della letteratura degli italiani, con il supporto del già citato Ateneo Sassarese e dell'Istituto Etnografico Sardo, introdotta dai presidenti dell'ISRE Stefano Lavra. La presentazione di questa edizione critica delle poesie dell'autore scomparso 30 anni fa. Lui aveva soltanto 65 anni, si è subito trasformata in una chiacchierata multidisciplinare grazie agli interventi del docente universitario Sebastiano Mannia, antropologo lulese dell'Università di Palermo, e Simone Pisano, glottologo dell'Università degli Stranieri di Siena. Complimenti, complimenti. Andiamo da innanzi, sì, israeliani in vacanza, questo
centinaia in corteo davanti al Regio. Santa Teresa, in piazza anche tanti turisti. Un fiume di bandiere palestinesi, di cartelli e di striscioni. È il nuovo corteo che ha preso forma ieri sera nelle strade di Santa Reparata, il villaggio sul mare a pochi chilometri da Santa Teresa. L'obiettivo della manifestazione, indetta dal gruppo Lungoni per la Palestina, è stato ancora una volta il resort mangia della catena Hilton, che secondo le indiscrezioni circolate nelle scorse settimane ospiterebbe gruppi di militari israeliani in vacanza. Centinaia le persone che hanno protestato contro la loro presenza in solidarietà al popolo palestinese. Il corteo è così culminato davanti ai cancelli del Manjas, dove per quasi 2 ore i manifestanti hanno presidiato, l'ingresso con un susseguirsi di diversi interventi al microfono, nonostante la musica assordante che proveniva dall'interno della struttura. Va bene. Ancora, sposto il radiologo dove c'è bisogno e non 1000 pazienti nel sud dell'isola. Giacomo Mameli, il sistema CUP va rivisto, cioè il CUP è sul sistema di prenotazione, ma viene il CUP invece di spostare un dottore che non è spostare 1000 pazienti. La sardità, l'identità nell'isola. Prima siamo sardi e dopo italiani, certo la maggior parte si sente la Pessagai, ed è giusto che la Pessagai, poi invece che italiano non si intende di nulla, 4 su 10 si dichiarano sardi prima ancora che italiani e lo fanno per un certo orgoglio, con un certo orgoglio che in Italia ha pochi rivali, il doppio rispetto al resto del paese dove l'identità regionale si ferma ad uno scarno 20%. È la fotografia scattata dal report 9/9/2025 dalla Fondazione Sardegna, che racconta un'isola che resiste alle maree della globalizzazione, aggrappata al suo senso di appartenenza. Sardità, solo il 20% dice sentirci soprattutto italiano, la metà abbondante degli abitanti dell'isola risponde invece così, senza esitazione. In Sardegna no, qui l'identità nazionale resta un orizzonte lontano, sfocato, non è differenza, non è rancore, è radice ben piantata, cultura, senso di appartenenza. E la radice ha profonde ramificazioni. Nel 2017, anno di picco, il 51% degli isolani si dichiarava innanzitutto sardo. Poi la percentuale è scesa fino al 35% nel 2024, oggi è tornata al 40%. Non un dettaglio, se confrontato con l'Italia, dove nello stesso arco di tempo l'identità regionale non ha mai superato il 17% e l'identità nazionale è rimasta stabile intorno al 50%. Vabbè, pensa io a pochi minuti. L'errore di una vecchia cartolina, il folklore contro la modernità e i falsi miti che ci distinguono dai continentali. Luciano Piras, opinabile, comunque in realtà va bene, forse questa è la sardità o vogliamo continuare a ripetere che Sardegna non è Italia, ma caro Luciano, in una maglietta scritta Sardegna non è Italia, questo è un messaggio politico, non un messaggio culturale. Che noi sardi non siamo italiani? Beh, darami tu. A leggere le ultime statistiche sembrerebbe proprio così, eppure è ora di smetterla di calarci la berritta in testa e indossare cambales e velluttino per dire che noi sardi siamo quelli che non si piegano alle intemperie della modernità, che siamo e restiamo attaccati alle antiche tradizioni, tanto ancestrali quanto magiche e via dicendo. Mica siamo continentali, sempre in balia alle ultime correnti. No, non è così. Questo mi
misero ritratto è un falso storico, un clamoroso errore che perpetua una vecchia cartolina del Far West morta e sepolta, che continua a presentare i sardi con queste pennellate è fuori pista. Ma chi è Schilwacche però, caro Luciano? Foras de Conca, tradotto fuori di testa, fuori di senno. Peggio ancora, i sardi che continuano a presentarsi, così come lontani 1000 miglia dalla Sardegna e dal resto del mondo, perché una cosa è la sardità vera, profonda, vissuta e sentita fin dentro le viscere, altra cosa è la sardità da sbandierare ad ogni costo vendendo l'anima a Dio denaro, che sbarca nell'isola sotto forma di turismo. A proposito, che l'isola possa accampare di solo turismo è un'altra faccia, infatti dai esteri, dopo costruiremo d'accordo. E forse sardità organizzare nel cuore di agosto le sfilate delle pesantissime e tristissime maschere nere della Barbagia? Cosa c'entra il carnevale da passerella con il carnevale vero? O basta votare per il borgo più bello della Sardegna, i borghi che più bello se in Sardegna i borghi non esistono e non sono mai esistiti. Qui in Sardegna non siamo né in Toscana né in Umbria, dove i borghi sono bellissimi. Qui in Sardegna abbiamo le nostre bidas, paesi che nel Medioevo erano dette ville e sono bellissime. Comunque, borghi e bidas hanno caratteristiche e storie diverse semplicemente. Questo. Questa è la diversità. Uniformarle e omologarle non ha alcun senso, è la diversità che va premiata. Certo, la Sardegna resta un'isola, è quello il suo valore aggiunto, con tutte le difficoltà che ne derivano. Vedi, trasporti via mare, via aereo, eccetera, eccetera. Ma anche la Sicilia è un'isola bella, è un'isola. Anche i siciliani sono i migliori del mondo e hanno le spiagge più belle del mondo, mangiano prelibatezze, sono una meraviglia e nessun altro può vantare. Eppure questa è la sicilianità. E beh, vabbè, insomma, Baccarchi Cosella chi è andata apposta appunto, comunque complimenti a Luciano Piras post articolo. Cagliari, brutto, sporco e cattivo, soffre un signor Palma ma lo trafigge e conquista 3 punti pesantissimi. Complimenti su Cagliari che quindi come ripresenta, insomma, la classifica in questo momento non ha nessun significato e comunque sia complimenti per sa vittoria. Economia, in Sardegna conquista la Francia, export da record, terzo settore industriale della Sardegna con il segmento della cantieristica tra produzione e refit che vale 123 milioni e un fatturato aggregato di 644 milioni di euro. Questi i numeri con cui Cipnes, Gallura e Regione Sardegna sono sbarcati a Cannes, al Cannes Yachting Festival 2025, evento nautico internazionale da oltre 650 espositori, puntando dritto verso l'obiettivo favorire e internazionalizzare la nautica sarda e il piano strategico di produzione delle filiere produttive della Blue Economy, finanziato dalla Regione con l'assessorato alla programmazione e alla partecipazione dell'assessorato all'industria. E va bene, ne sono scontento dei costi nautica è un settore in un bel giardino fa che ne ha dai nantisi. Sposta il radiologo dove c'è bisogno e non 1000 pazienti nel sud dell'isola, questo l'abbiamo già visto. La sardità, la già su Mattesi, bel via, è strano. Ah, ecco, sta la tendese, scusate. Allora, caricato il via. M5 Stelle cambia il coordinatore regionale per il posto di Ettore Licheri e in pole position la collega senatrice Sabrina
Licheri, dai Licheri, Licheri. La scelta entro ottobre, subito dopo la conferma di Conte alla presidenza del partito. E beh, vediamo mancare. Però partito italiano si sono organizzati e non solo Cuscio ma pure la Lega, lì non la Lega non l'abbiamo visto bene. No, no, brincato questa Lega. Eh, scusate, ecco qua, Lega, via il nuovo corso, saremo il baricentro degli autonomisti sardi, potere di Schie, segretario regionale Michele Ennas, nell'isola una maggioranza fallimentare. Vabbè, insomma. Se non avessi stato, vai a tappi solo del ne guadagnare. Tumori in Sardegna, pochi screening e così si muore di più. Cervice, mammella e colon retto, adesioni sotto la media nazionale, cioè praticamente arriva la mobilitazione degli screening ed assente non vi ha nata. E invece si è sbagliato. A gennaio annunciati i laboratori itineranti per avvicinare la prevenzione al cittadino, ma il servizio non è ancora partito. Allora, adesione scarsa, c'è un lieve miglioramento rispetto all'anno precedente, ma la percentuale dei sardi che partecipano agli screening oncologici gratuiti offerti dal sistema sanitario regionale restano molto basse, sotto quelle del resto d'Italia. E purtroppo, avvertono gli esperti, questi numeri sono una delle cause principali di una elevata mortalità per tumori nell'isola. Quindi aderimos tutto canto a sugli screening, a grassa schiena all'H, gratis puro. L'allarme dopo Sassari anche Nuoro senza specialisti, neurochirurgia tutti al Brozzo, cioè non basta neurochirurgo. Spidale di Sassari e De Nuoro. Dopo Sassari anche Nuoro, la neurochirurgia nel nord e centro Sardegna è ridotta ai minimi termini per la carenza di specialisti. Il reparto della Santissima Annunziata di Sassari ha già sospeso da diversi giorni ricoveri d'urgenza, ma non basta. Dalle 20 di venerdì, neurochirurgia dell'ospedale San Francesco di Nuoro può gestire solo una urgenza. Per tutto il resto il reparto di riferimento è la neurochirurgia dell'ospedale Bruzzo di Cagliari, una situazione estremamente delicata che ha preso corpo nelle ultime ore. Peu de lei si muore, infatti si muore. L'Italia raffronta in pagina internazionale, l'Italia rafforza il front test della NATO. Ieri un nuovo allarme per droni russi intercettati dai caccia di Varsavia. Naturalmente Putin si nega e vabbè pure chi è dato a credere. Ma allora, Medio Oriente, ucciso dagli israeliani un giovane calciatore, salpate le barche italiane della flottilla. Il Mossad contro Netanyahu, l'operazione in Qatar non andava fatta. L'istituto questa volta ha detto no. Il Mossad, in ebraico appunto l'istituto, ha rifiutato di eseguire un piano che aveva elaborato e che prevedeva l'uso di agenti sul campo a Doha per assassinare il leader di Hamas. A liberarlo è un'inchiesta dello Washington Post. Secondo il quotidiano americano, l'agenzia di intelligence di Israele ha ritenuto che l'operazione avrebbe compromesso i rapporti con il Qatar, i qatarini, mentre era in corso la mediazione per il rilascio degli ostaggi a Gaza. Ad opporsi sarebbe stato il direttore del Mossad, David Barnea. L'agenzia avrebbe anche messo in dubbio la modalità plateale voluta da Benjamin Netanyahu. Il Mossad infatti ha la capacità tecnica di eliminare in operazioni segrete i leader di Hamas in qualsiasi parte del mondo, ha detto una fonte. Intanto l'esercito israeliano ha ucciso il bambino Mohamed Ramez al-Sultan, giocatore dell'Al-Hilal Sport Club, insieme a 14 membri della sua famiglia.
sono stragi, sono un genocidio totale, che ne vreno per uno. Non lascerò morire l'eredità di Charlie, e questa Charlie è questo che è morto a 31 anni, mi pare che è a Busilata, un attentatore. Il tour nelle università continuerà. La 36enne è già icona del mondo maga. Mondo maga, questo maga sono il mondo del Trump, insomma, sono un po' di satire. I malfattori, responsabili dell'assassino di mio marito, non hanno idea di quello che hanno fatto. Ehi, lampo, non avete idea del fuoco che avete acceso. Le grida di questa vedova risuoneranno in tutto il mondo come un grido di battaglia. Se pensate che la missione di mio marito fosse potente prima, non avete idea di cosa avete appena scatenato. Scatenate da Muzzere. Erika Kirk, la 36enne vedova dell'influente attivista di destra e stretto alleato di Trump, ucciso durante un dibattito in un campus dello Utah, promette di proseguire la missione del marito lanciando un monito agli avversari. Charlie, ti prometto che non lascerò mai morire la tua eredità, ha detto in lacrime, rompendo il silenzio in un podcast. Va bene, però sempre a quella maniera. Chi esamina bene colle di tempesta, quindi se questa cosa esamina bene, non ne scoittata collire. Trump alla NATO, dazi alla Cina e stop all'acquisto di petrolio russo. Trump, ciclo timido come testa, cambiata Paradise manzana su zero e come è contro la Russia, contro la Cina, poi crasa. Tornata a stare su petrolio. Nuove incursioni di droni inviate da Putin in Polonia e Romania. Delitto Kirk, lo sfogo della moglie Erika. Giorgia Meloni bacchetta alla sinistra, quindi è stato intolato questo Kirk dalla sinistra che si abballa, è scritto bella ciao, poi tra l'altro viene su New York questa. La sinistra smetta di giustificare l'odio politico perché il clima anche qui in Italia sta diventando insostenibile. Nel suo intervento alla festa nazionale dell'UDC, la Presidente del Consiglio Meloni torna a parlare dell'omicidio di Charlie Kirk, anche se il suo pensiero è rivolto tutto all'Italia, alle reazioni e ai commenti seguiti all'assassinio del 31enne attivista della destra americana. L'odio della violenza politica stanno tornando una realtà, facendo venire molti nodi al pettine. Vabbè, l'odio della violenza politica l'ha predicata pure che il razzismo, eccetera, eccetera, e così via, quindi siamo sempre su matessi campo. Bene, terminiamo questa rassegna stampa di oggi, che si sigla di tancatura, eccola qua, poniamo ocche, che sono, del susolito di Vanni Chessa. Intanto siamo risettando la festa del suo miracolo. A mentre vedere devono tutto dai Bizzi TV. Adioso e mentre da casa.